Caro signor Mugnaio, le presento la mia classe, un gruppo di 15 ragazzi sgangherati che sorridono sempre e sghignazzano nei momenti meno appropriati. Ci conosciamo da 3 anni, certo, qualcuno è sceso, qualcuno è salito sul treno in corsa, ma lo spirito del gruppo è rimasto lo stesso. Siamo cresciuti, siamo diventati amici, abbiamo litigato, ma abbiamo sempre saputo ritrovarci. Siamo come una pannocchia di grano, tutti i chicchi sono diversi, ma sono tutti fratelli, maturati su una stessa base. Prenderemo strade diverse che ci porteranno a vite diverse, ma non ci dimenticheremo mai gli uni degli altri. Siamo amici, siamo fratelli e siamo famiglia. Entrando nel tuo mulino ci siamo resi conto di una cosa: così come ogni chicco è fondamentale per un sacco di farina, ognuno di noi è altrettanto importante per la crescita dell'altro. L'aula 25 è fredda e piccola, ma è il nostro posto, dove abbiamo riso alle battute del compagno di banco e consolato chi ne aveva bisogno esattamente come si faceva nel suo mulino. Per noi la nostra classe è il luogo in cui ci possiamo incontrare e raccontare cosa abbiamo fatto nel fine settimana, dove ci si aiuta quando si è in difficoltà e dove ci siamo visti per la prima volta. È un luogo dove ci si incontra fisicamente, ma anche dove ci si viene incontro per trovare un punto di equilibrio. Noi abbiamo visto questo nel suo mulino e così come noi ci piacerebbe che lo facessero tutti. Grazie mille signor Mugnaio, la classe terza BT.